Chiedeva di provare la bici di valore, dicendosi interessato all'acquisto, ma una volta in sella fuggiva affidando poi il mezzo a un complice. Uno stratagemma che un 31enne, assieme al padre di 58 anni, entrambi di Cismon del Grappa, avevano portato a buon fine varie volte finché non sono intervenuti i carabinieri di Castelfranco. I due sono stati denunciati per furto in concorso, truffa e ricettazione. 4 i casi accertati dagli investigatori, che hanno trovato nella casa degli indagati altrettante bici, ognuna delle quali del valore tra i 5 e 6 mila euro, tutte già messe in vendita. Le indagini sono cominciate con la denuncia di un trevigiano residente a Vedelago, vittima con altre 2 persone che avevano messo in vendita la loro bici da corsa in un sito in internet. Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane contattava l'inserzionista, si presentava presso la sua abitazione e dopo aver chiesto di fare un giro di prova fuggiva raggiungendo il padre che lo attendeva poco distante con un'auto nella quale caricavano la bici per poi allontanarsi.